Riprendiamo la diretta con Ore 7, spazio all'approfondimento dedicato oggi ai vaccini, perché se continuano ad arrivare le dosi e se continuano le prenotazioni, soprattutto nella fascia degli over 40, con le prime prenotazioni che sono soprattutto fioccate nella prima giornata, eccolo qua, ricapitolando la situazione della campagna vaccinale, lo vedete bene anche dalla tabella illustrata nel Messaggero Veneto, con l'88% della popolazione tra i 70 e i 79 anni che ha già ricevuto la prima dose. C'è stato uno stop, e questa è la novità, di un vaccino, il vaccino italiano, ovvero Reitera. Ne parliamo oggi con Marco Confalonieri, che è professore all'Università di Trieste, ma anche direttore di pneumologia dell'azienda sanitaria Giuliano Isontina, con noi è collegato. Lo vediamo anche in collegamento mentre si sta spostando al lavoro e io lo ringrazio per aver accettato il nostro invito. Buongiorno. Buongiorno, adesso mi sono un attimo fermato per questo collegamento. Grazie mille. Allora, lei ha condotto, diciamo, la ricerca per quanto riguarda in uno dei oltre 20 centri di sperimentazione, ovvero al Catinara. Com'è la situazione dopo la bocciatura della Corte dei Conti? Ma la Corte dei Conti ha dato un parere dal punto di vista di tipo giuridico e del finanziamento dello Stato, ma non c'entra con gli aspetti scientifici e di valore del vaccino. Noi abbiamo chiesto come sperimentatori, già venerdì scorso, quando c'è stata la sentenza della Corte dei Conti, un chiarimento a Reitera, che è arrivato subito lunedì scorso, dicendo che non ci sono problemi per andare avanti. Del resto lo studio di fase 1 ha dato degli ottimi risultati, sembra che sia già efficace con una sola dose e la fase 2 dovrebbe confermare questo tipo di atteggiamento. E inoltre, diceva Reitera, se non ci sarà il finanziamento dello Stato italiano, ci sono già altri finanziatori che sono disponibili a sostenere questo vaccino. Noi abbiamo avuto dei buoni risultati e, diciamo, sia dal punto di vista dell'immunizzazione, per quello che sono le notizie che ci sono arrivate finora, ma sia anche dal punto di vista degli effetti collaterali, non abbiamo visto niente di particolarmente problematico. Che efficacia potrebbe avere questo vaccino comunque sulla popolazione, vista la fase 1 di cui avete sperimentato? Poi parleremo anche della fase 2 che avete avviato, avete portato avanti in questi giorni. La fase 2 praticamente è stata conclusa per quanto riguarda le 2 vaccinazioni col controllo. Verranno aperte le buste a inizio di giugno probabilmente, cui seguirà poi la fase 3. Siamo 26 centri, di cui anche in Germania, non solo in Italia, e ci sono state delle buone risposte. Ecco, noi siamo convinti che si possa andare avanti. C'è bisogno di questo vaccino come c'è bisogno di altri vaccini, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Senta, voi non avete trovato difficoltà a trovare dei volontari? Leggevo prima anche sulla campagna vaccinale tante persone magari in quella fascia tra i 50 e i 69 anni che non hanno prenotato, non sono stati in tantissimi nonostante sia la fascia d'età più ampia in Italia. Voi volontari invece non avete trovato difficoltà? No, per trovare i volontari non abbiamo avuto nessuna difficoltà, anzi c'era 3 volte tanto i posti disponibili, per cui da questo punto di vista nessuna difficoltà, probabilmente anche l'entusiasmo di partecipare a un qualcosa di italiano, di nuovo. Per quanto riguarda invece la vaccinazione, approfitto di questa occasione per fare un appello soprattutto alla fascia dai 50 ai 70 anni, che sono fra quelli con maggiore ricorso all'ospedale, anche con polmoniti gravi, ed è proprio in questa fascia che bisogna ottenere il massimo della vaccinazione. Secondo lei perché c'è questa ritrosia a vaccinarsi, soprattutto in quella fascia che lei ha detto, insomma, che è anche maggiormente a rischio in questo momento? Ma non lo so se sia solo ritrosia, sicuramente ci sono state un po' di difficoltà a ottenere il vaccino nei primi tempi, e poi bisogna anche dire che ci sono state tante false notizie, anche il fatto che alcuni giornali avevano scritto che lo Spallanzani si era ritirato dalla studio Reitera, cosa che assolutamente non è vero, perché continua a coordinare lo studio.
Purtroppo con internet sono più le false notizie che quelle corrette e poi c'è confusione quindi di conseguenza, ma io penso che poi alla fine la verità venga fuori. La verità è che da quando vacciniamo il personale ospedaliero non ci sono più focolai in ospedale. La verità è che quando vacciniamo nelle case di riposo non ci sono più focolai nelle case di riposo. Ecco, soprattutto lei è direttore di pneumologia, immaginiamo quanti sono i problemi che sono derivati dal Covid e soprattutto quanta gente abbia fatto ricorso alle vostre attività, ai vostri nosocomi. Sì, noi abbiamo un reparto che si chiama Pneumo-Covid, una terapia intensiva respiratoria che copre un piano di Cattinara solo per le polmoniti gravi che necessitano di supporto respiratorio. Bisogna tenere presente che fino ad oggi abbiamo avuto 578 ricoveri per polmonite grave dall'inizio della pandemia, un numero enorme, mi creda, non 578, 778, scusi, quasi 800. Ed è un numero enorme tenendo presente la prima, seconda e terza ondata. Adesso per fortuna sta scemando la numerosità dei casi e spero che potremo, diciamo, unificarci con l'ARTA, quindi con la terapia intensiva generale, per poter fare una unità che rimanga aperta tutta l'estate, ma sicuramente di minori dimensioni, con un minor afflusso di persone. Per queste persone che hanno avuto queste polmoniti gravi, poi ci sono delle conseguenze anche poi nella vita? Beh, ci possono essere, la conseguenza peggiore è che una percentuale non insignificante non ce l'ha fatta e quindi la conseguenza peggiore è quella. Poi ci sono anche delle conseguenze a lungo termine, il cosiddetto long Covid, che possono portare nei casi più gravi a fibrosi polmonare. Diciamo è una minoranza per adesso dei casi, ma è fra le tante conseguenze a lungo termine che sono nettamente superiori rispetto alle possibili conseguenze per lo più di breve termine, di poco tempo, a volte poche ore, date dai vaccini. Ma giusto per fare un'idea anche dell'ordine di grandezza, mi ha parlato di quasi 800 ricoveri appunto per queste polmoniti gravi e invece negli anni precedenti per altri tipi di influenze che c'erano i numeri di quanto erano inferiori? Di molto, tenga presente che noi normalmente facciamo sugli 800 ricoveri all'anno di pneumologia con tutte le patologie e la patologia principale per noi è sempre stata la broncopneumopatia cronico-ostruttiva o enfisema nella fase di riacutizzazione, l'asma, certamente anche polmoniti, ma polmoniti così gravi non le hanno mai viste nessuno, neanche i rianimatori. Io la ringrazio Confalonieri per questo suo intervento, da cui abbiamo parlato anche, e la ringrazio per il suo appello a quella fascia d'età che in questo momento magari ha più difficoltà a prenotarsi. Credo che sia un po' da esempio anche le sue parole. Speriamo che insomma, la gente riesca a capire quanto è importante poi. Grazie mille Confalonieri. Grazie a lei.